Buongiorno cari concittadini, siamo qua con il nostro consueto appuntamento giornaliero di aggiornamento su emergenza coronavirus. Anche oggi non ci sono stati comunicati fortunatamente nuovi casi di positività al coronavirus, il che è un dato abbastanza positivo, permettete la ripetizione, per l'evoluzione di questa grave emergenza che sta attanagliando tutta l'Italia. Ieri è stata pubblicata da parte della Regione Veneto una nuova ordinanza che va ad inasprire un po' di più quelle che sono le limitazioni già predisposte dal governo tramite il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare sono state prolungate fino al 13 aprile le precedenti norme già previste dall'ordinanza che era stata fatta prima di questa qua, sono state prorogate. In particolare, oltre ai divieti di accesso a parchi, giardini pubblici, privati, aperti al pubblico, piste ciclabili, sommità arginali, analoghi ambiti, oltre al divieto di spostarsi a piedi o in bici o analogo mezzo se non per motivi legati al lavoro, salute e necessità, qualsiasi attività ludica o ricreativa all'aperto, il divieto di praticare attività motoria e di uscire con animali da compagnia a più di 200 metri da casa, il divieto di accedere a attività commerciali più di un componente per nucleo familiare e la chiusura alla domenica di esercizi commerciali di qualsiasi dimensione e dei bar presenti nelle stazioni di servizio. È stato aggiunto anche il divieto di vendere prodotti florovivaistici, garden e simili, salvo le attività di consumo a domicilio, quindi le piante da giardino o da orto possono essere solamente consegnate a domicilio. E poi è divenuto obbligatorio indossare guanti e mascherine che devono coprire sia la bocca che il naso, le mascherine, quando si accede a qualsiasi esercizio commerciale, quindi quando si va a fare la spesa è obbligatorio avere con sé guanti e mascherine, altrimenti non è possibile accedere all'esercizio commerciale. Dopo restano sempre in vigore tutte le norme che prevedevano la buona prassi del metro di distanza, di lavarsi le mani, di rispettare insomma quelle che sono le distanze, evitare gli assembramenti e quant'altro, insomma regole che ci siamo già imposte da tempo. È stato riemanato ieri, rifirmato l'ordinanza di chiusura degli uffici dal 4 al 13 aprile, naturalmente fatte salve le urgenze, anche se come abbiamo già ribadito in più occasioni sono state prorogate sia a scadenza delle carte d'identità e di tanti altri documenti che magari è possibile fare qua presso gli uffici, e quindi rimangono aperti solo per comprovati motivi di necessità, e per il resto è possibile recuperare sia sul sito internet che sulla pagina Facebook l'elenco con tutti indicati, tutti i numeri di telefono per contattare i vari uffici. Un'altra notizia che ci è arrivata dal Consorzio di Bonifica è che, visto l'emergenza, il Consorzio di Bonifica ha deciso di posticipare i pagamenti al 10 giugno e al 10 agosto. Inoltre il Consorzio ha anche ribadito che rimangono salvi, quindi garantiti, tutti i servizi di scolo e irrigazione, anche perché l'attività agricola, essendo un'attività primaria, è ancora in pieno svolgimento, e ci ha comunicato ovviamente la chiusura di tutti gli uffici aperti al pubblico per le stesse motivazioni che riguardano la chiusura decisa qua per gli uffici comunali. È possibile, in caso di necessità o urgenze, contattare il numero telefonico che è lo 0426 349 711 in caso qualcuno avesse qualche problema. Infine vi ricordo che continua la distribuzione delle mascherine, è stata completata nella giornata di ieri la zona di Mazzorno. Oggi pubblicheremo l'elenco delle altre vie che sono state completate nella giornata di ieri, e oggi sta continuando insomma l'attività di consegna a domicilio delle mascherine, in modo da arrivare, come dicevo ieri, ad una mascherina per nucleo familiare. Permettetemi in chiusura di ringraziare il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille e il gruppo donne di San Bellino, che hanno realizzato per tutti i sindaci della provincia di Rovigo questo copri mascherina per tutti i 50 sindaci della provincia di Rovigo. E permettetemi di ringraziarle, perché comunque è un gesto che loro hanno fatto, perché comunque noi sindaci siamo abituati, alla nostra divisa è la bandiera italiana e la fascia tricolore. Abbiamo fatto questo pensiero che è un copri mascherina per diciamo così far presente che i sindaci ci sono sul territorio,
e per anche un po' ringraziarci per l'attività che facciamo in tutti questi giorni di difficoltà. Quindi li ringrazio tantissimo, perché per noi sindaci è veramente un simbolo importantissimo, anche perché, ripeto, il tricolore è la nostra divisa, è il nostro simbolo distintivo. Quindi ringrazio sia il collega D'Achille che anche le donne di San Belino che hanno realizzato questo bellissimo coprimascherino. Grazie a tutti, ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento. Cerchiamo di tenere duro, cerchiamo di aiutare chi ci sta aiutando e cerchiamo anche di aiutare, magari se abbiamo qualche vicino che può essere anziano, che non può essere avvezzo alla tecnologia, di renderlo partecipe anche delle informazioni che vengono date tutti i giorni. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo aggiornamento.